Il Milazzo si ferma ancora dopo il KO contro la Cireale. I mamertini cadono anche al Marco Salmeri contro uno stoico Ragusa che, pure in inferiorità numerica per oltre un'ora, trova il colpo decisivo proprio all'ultimo respiro. Una sconfitta che non stravolge la classifica dei rossoblù, ma che con ogni probabilità ripone nel cassetto il sogno di agganciare i playoff. Eppure l'avvio è tutto di marca milazzese: punizione di giunta, incornata di Runze e pallone che sfiora il palo. È il primo squillo del match. Il Ragusa risponde al decimo con Di Innocenzo che prova la conclusione da fuori area, ma Quartarone blocca senza problemi. Il Milazzo insiste al 20° corner di giunta, stacco imperioso di Cassaro e sfera che sorvola la traversa. Poco dopo è Galesio a inventare per Curiale un assist illuminante, l'attaccante però non riesce a concretizzare da posizione favorevole. Al 35° arriva invece la prima tegola, Giunta è costretto a fermarsi per infortunio. Al suo posto mister Catalano getta nella mischia Curro. 2 minuti più tardi l'episodio che cambia la partita: Forti, già ammonito, commette fallo e rimedia il suo secondo giallo del match. Ragusa in 10 uomini. La gara sembra mettersi in discesa per il Milazzo. Al 43° Galesio di testa manda alto su cross dalla destra, poi allo scadere del primo tempo ancora Galesio impatta di testa ma trova la risposta decisiva di Esposito. Nella ripresa il Milazzo torna subito ad alzare i giri del motore. Dopo 5 minuti Greco pesca Curiale al limite, sinistro secco, Esposito si distende e devia in angolo. Dal corner successivo ancora Cassaro in mischia, girata di destro, ma il pallone si spegne alto sopra la traversa. La pressione rossoblù è costante. Al 53° Pipitone sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone perfetto. Curiale stacca di testa ma trova ancora un monumentale Esposito che salva tutto. Gli Iblei provano a respirare. All'84° l'estremo mamertino deve superarsi sul sinistro potente di Golfo dal limite, vola e manda sopra la traversa. Sembra il preludio a un finale in controllo e invece no. Al 94° nell'ultimo respiro del recupero arriva la beffa. Golfo si coordina dalla distanza e lascia partire un destro violento che sorprende Quartarone sul primo palo. È il colpo che gela il Marco Salmeri e fa esplodere il settore azzurro. 1-0 Ragusa e secondo gol in campionato per Golfo. Il Milazzo accusa il colpo e rischia persino il raddoppio con Pipitone che per poco non combina un clamoroso autogol nell'ultima azione del match. Finisce così il Ragusa, porta a casa 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, si tira fuori dalla zona playout e festeggia un successo d'oro. Per il Milazzo invece seconda sconfitta consecutiva e quota 38 che resta immobile. Ora la sosta per il torneo di Viareggio. Si tornerà in campo domenica 15 marzo, una pausa per rifiatare ma anche per riflettere.